Un anno fa ci siamo trovati chiusi in casa, ci siamo trovati sotto Natale e ci siamo trovati anche in primavera chiusi in casa. Quello è un modo se è complicata la vita degli italiani in quel modo. Io voglio sapere, ci sono altri modi ma effettivi che si possono implementare ora per evitare di trovarci ancora chiusi con la didattica a distanza, con i bambini a casa, con gli esercizi commerciali chiusi? Ci sono questi strumenti o no? Al momento non ci sono. Scusate, il Green Pass non è la soluzione per questo. Allora, vi porto un esempio concreto del Green Pass che complica la vita. Io l'altra mattina porto mia figlia all'asilo, mi dimentico il telefonino, quindi essendo vaccinato ho il Green Pass, mi dimentico il telefonino, mi sono trovato in una situazione imbarazzante nel non poter accompagnare mia figlia all'interno della scuola con la mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani, cioè tutti quanti i dispositivi di protezione utili a evitare la diffusione del contagio. Mi sono trovato a non poter far accompagnare mia figlia di 4 anni all'interno dell'asilo, ho dovuto affidarla a un altro genitore. Scusate, parliamo di situazioni imbarazzanti, i bambini all'asilo e i bambini a scuola perché le scuole erano chiuse. Perché le scuole erano chiuse, ricordiamoci, l'anno scorso non abbiamo portato i nostri bambini a scuola e all'asilo perché le scuole erano chiuse. Non c'è la diffusione del contagio? Noi adesso col Green Pass e con il vaccino abbiamo la certezza che i contagi sono in calo. Ma non hai in una situazione e siccome sono stati vaccinati già più del 70% delle terapie intensive sono non vaccinati. Villanova, è inutile continuare con metodi coercitivi. No. Attenzione, perché se uno non vuole farsi il vaccino non lo puoi obbligare, io sono il primo contro l'obbligo vaccinale. Però scusami, io sono il primo, però questo atteggiamento della Lega che dice che dice che il Green Pass non deve essere uno strumento che complica la vita. Il Green Pass, che è totalmente inutile, è uno strumento che complica la vita dei cittadini, delle imprese, dei lavoratori, ed è un aggravio, diventa una tassa per chi non vuole piegarsi alla scelta di vaccinarsi pur in assenza di obbligo vaccinale. Cioè questo è il dato. In una situazione normale, tutti quanti diremo, se ci chiedessero un pass per andare al ristorante, in una situazione normale tutti quanti diremo che è qualcosa che è folle, Vabbè, ma vi sembra una situazione normale quella che stiamo vivendo da 20 mesi? Io non credo. Perché invece è normale che se stai al bancone di un bar non serve, se stai seduto serve, ripeto, non è folle l'applicazione di questo strumento. Un anno fa i bar erano chiusi, non si stava nemmeno al bancone del bar, i bar erano chiusi. È tutto sulla base del ricatto. Non volete chiudere, piegatevi a questo ricatto del Green Pass. Fermamente contrario. No, io sono fermamente così contrario. Praticamente è sulla base di un ricatto. A questo punto sarebbe più opportuno che il governo si assumesse la responsabilità di obbligare i cittadini al vaccino e poi si assumesse anche la responsabilità. È sbagliatissimo obbligare al vaccino. Sì, ma allora così lo stai facendo tramite un ricatto. No, perché allora ti fai il tampone. La responsabilità dell'obbligo vaccinale e assumi la responsabilità. Vuoi esercitare la tua libertà? Vuoi esercitare? No, la libertà è un valore sacro. Non è che se tu che mi dici che se vuoi utilizzare la libertà, allora devi piegarti a una non scelta che fa il governo. La libertà di chi non si vaccina si ferma dove arriva la libertà di chi si vaccina. Perché se mi devono dimostrare, dimostrare che il vaccino impedisce la diffusione del contagio, perché al momento, siccome si può sia essere contagiati che contagiare, è una scelta personale. È una scelta personale. Ed è dimostrato ogni giorno che il vaccino impedisce la malattia grave, impedisce la malattia grave, impedisce la malattia grave ed impedisce l'ospedalizzazione nell'80%. Che non funziona. No. È un gioco dialettico che non funziona. Calma, qui non è gioco dialettico. Nelle corsie degli ospedali non si fa gioco dialettico, bisogna andare a vedere cosa succede negli ospedali. Ma quale retorica? Fermi, va bene, fermi, ho capito. L'ospedale non è retorica. Non vi state assumendo la voi non sarete d'accordo su questo, forte. Allora, non esageriamo, forte. Mi è chiaro. Alla mamma che è in terapia Villanova, fermi. Allora, Marco, fermi. La scelta libera che io ho fatto. Non ho impedito a nessuno. Lo vada a dire quelli che stanno lavorando da 20 mesi in ospedale. Lo vada a dire. Dopo altre domande, non vi preoccupate, fermi.